spintonando gli impiegati. Il capogruppo leghista Federico Caner ha esposto alcune idee per ridurre il debito pubblico nella nostra regione. Sentiamo. Se il debito pubblico nazionale è il 120,7% del PIL, quello del Veneto sarebbe il 74,8%, il valore più basso tra le regioni italiane dopo Lombardia ed Emilia-Romagna. I dati arrivano dal capogruppo leghista Federico Caner, che ha recentemente esposto una proposta per ridurre il debito pubblico. Secondo Caner, ora l'unica cosa da fare sarebbe regionalizzare il debito nazionale, in modo che ogni ente locale se ne assuma l'onere. Il capogruppo leghista ha spiegato la sua idea partendo dal dato dei 76 miliardi di risorse che ogni anno vengono buttati in interessi passivi, ovvero il 10% della spesa pubblica complessiva, mentre solo il 6% del debito è imputabile alle amministrazioni locali. Caner ha vagliato varie soluzioni, tra cui il criterio della responsabilità storica, che attribuirebbe il debito ai territori che l'hanno generato, il criterio demografico, che assegnerebbe una quota di debito pro capite uguale per tutti sulla base della popolazione residente, e il criterio della capacità fiscale, che ripartirebbe il debito sulla base della distribuzione della ricchezza nazionale. Facendo una media dei tre criteri si arriverebbe alla quarta soluzione, secondo la quale al Veneto verrebbe assegnata una quota di debito pubblico di circa 22.500 euro. Caner ha sottolineato il bisogno di una forte autonomia per gli enti locali che dovrebbero autogovernarsi e decidere per i propri cittadini il successo o il fallimento. Ed ora